Passaggio delle strade ex provinciali ad ANAS, entro Ferragosto la chiusura dei primi cantieri, a settembre l'avvio di altri interventi per un piano da 7 milioni di euro nel 2018, questa mattina 3 sopralluoghi. Prosegue l'ondata di caldo, confermato il bollino rosso almeno fino a sabato, temperature ancora in aumento ma cala il tasso di umidità, possibili fenomeni temporaleschi nell'interno. Completato il collegamento pedonale tra la passeggiata e il porticciolo di Sestri Levante, 150 metri di passerella in legno a sbalzo sul mare finanziati dal Ministero con 585.000 euro, oggi l'inaugurazione ufficiale. Tutti, anche anziani ed ammalati, possono realizzare il disegno di Dio, è il messaggio emerso in occasione della festa di Sant'Anna Borzone, dopo la messa e il concerto dell'ensemble Mirice. I ragazzi della parrocchia di Caperana Chiavari e quelli del vicariato della Valle Sturla, protagonisti della puntata di Estate Giovani, in onda questa sera su Telepace 1. Buongiorno a tutti, bentornati al TG13. In apertura torniamo sul passaggio di 300 km di strade provinciali ad ANAS. Questa mattina sopralluogo sui primi cantieri aperti per la sistemazione delle strade a Roncoscrivia, a Varese Ligure e Borghetto Vara. A settembre al via altri lavori per un totale di 7 milioni di euro che ANAS spenderà solo nel 2018. Sul Tigullio sono interessate la 225 della Fontana Buona, la 523 dei Centocroci e la 586 della Valdaveto. Ma sentiamo le interviste di questa mattina. Qual è la capacità di investimento da parte di ANAS su queste strade, su questi tanti chilometri di strade che ora passano sotto la vostra competenza? Quest'anno 7 milioni, l'anno prossimo 15, principalmente manutenzione straordinaria ma anche molta ordinaria. Semplicemente controllare le strade, pulirle, tagliare l'erba, fare la neve. Ecco, queste sono le nostre attività, dare un miglior servizio e disponibilità delle infrastrutture sempre. State facendo i sopralluoghi oggi, che situazione state trovando? Sì, sono sopralluoghi e anche con cantieri in corso, quindi abbiamo firmato il 31 luglio ma già i nostri appaltatori sono in corso con i lavori, un impegno molto importante della nostra struttura che crescerà ovviamente dal punto di vista della sorveglianza e di presenza sul territorio, ma soprattutto come qualità del servizio. Quando termineranno questi primi cantieri, quando partiranno invece gli altri lavori, quelli previsti dal piano regionale? Questa prima mandata di cantieri terminerà a ridosso dei giorni di Ferragosto e poi dopodiché dai primi di settembre partiranno via via tutti gli altri per arrivare entro fine anno ad aver concluso il piano da 7 milioni, il piano straordinario che è legato a questo passaggio. Credo che sia anche significativa la capacità di intervento di ANAS in termini emergenziali, quindi non solo attività ordinaria di manutenzione molto importante ma anche capacità di intervenire in caso di emergenza, una capacità di intervento insieme a noi molto efficace, cosa che purtroppo Città Metropolitana e il resto delle province della Liguria non riuscivano più a dare per scarsità di risorse. Qual è secondo voi la situazione più grave sulle strade del Tigullio? La situazione è pressoché grave su tutte queste strade che hanno avuto poca manutenzione negli ultimi anni. Io credo che la situazione andrà via via migliorando, verranno rifatti tutti i manti stradali, tutte le manutenzioni sui cigli stradali e soprattutto verranno controllati i versanti che in Liguria danno a volte dei disagi molto importanti. Prosegue l'ondata di caldo che interessa la Liguria e anche oggi, giovedì 2 agosto, ARPAL ha emesso un avviso meteorologico legato all'elevato disagio fisiologico provocato dalle alte temperature su tutto il territorio regionale. Fino a sabato resta il bollino rosso per caldo sul genovese. Anche nei prossimi giorni le temperature saranno stazionarie su valori al di sopra della media, con condizioni di elevato disagio per caldo, più marcate nei centri urbani e nelle valli poco ventilate. Domani si potranno verificare anche locali aumenti, specie delle minime, per le condizioni di föhn che si potrebbero protrarre anche nella giornata di sabato. Andiamo ora a Sestri Levante, si completa il collegamento pedonale tra la passeggiata e il porticciolo. Conclusi i lavori per la realizzazione del secondo lotto di passerella a sbalzo sul mare lungo 150 metri. Oggi alle ore 18 il taglio del nastro, siamo andati a vedere.
Da oggi si completa il percorso di accesso pedonale al porto di Sestri Levante. Con il completamento del secondo lotto a sbalzo sul mare lungo via Pila de Quairolo è possibile percorrere a piedi tutto il tratto di litorale che va dal porticciolo turistico fino alle gallerie di Sant'Anna. L'intervento, il cui costo complessivo ammonta a 585.000 euro, è stato finanziato e realizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Circa 580.000 euro per completare gli ultimi 150 metri di passerella pedonale a sbalzo in legno e acciaio che consente di andare nel cuore dell'area portuale. Praticamente da oggi sarà possibile percorrere tutta la passeggiata di Sestri da Sant'Anna al porto senza soluzione di continuità. Un modo di percorrere quest'area anche in sicurezza, prima era un po' più pericoloso raggiungere il porto. Sicuramente, adesso c'è un'area, un percorso protetto, tra l'altro molto piacevole perché è tutto sul mare, a sbalzo sul mare, che consente davvero in sicurezza, anche in protezione dalle macchine, dai veicoli che percorrono quell'area, di fare una passeggiata fino al porto, quindi è una grande opportunità per chi vive Sestri, per i sestrini ma anche per i turisti, è davvero un percorso in più. Un altro ulteriore tassello che si aggiunge al progetto di riqualificazione complessiva dell'area portuale. Sì, sono alcuni anni che in particolare grazie ai fondi regionali a sostegno della pesca professionistica stiamo riqualificando le postazioni della banchina dedicata in particolare alla pesca, e il prossimo intervento che inizieremo appena dopo la stagione estiva per non andare a complicare la stagione con lavori è il rafforzamento della massicciata della diga a protezione dalle mareggiate e la sistemazione delle ultime colonnine per l'energia elettrica e per l'acqua potabile per i pescatori, intervento appunto che sarà messo in campo da settembre. E domani a Sestri Levante torna l'appuntamento con la Silent Disco, uno degli eventi più popolari del calendario estivo. Sono attese in città circa 8.000 presenze e in considerazione del notevole afflusso di pubblico sono state adottate delle misure di sicurezza in vigore dalle 20:30 del 3 agosto sino alle ore 5 del giorno successivo. Il piano di sicurezza prevede tra le altre cose la presenza di tutte le forze dell'ordine che coopereranno soprattutto per il controllo della normativa relativa alla detenzione e al consumo di bevande. La presenza di 55 operatori di sicurezza professionali, tra cui 8 bagnini, con compiti di controllo e la chiusura al traffico con mezzi idonei ad impedire l'accesso dei veicoli degli accessi di Piazza Bo e Piazza Matteotti. Inoltre sarà distribuito un volantino alle attività commerciali per ricordare divieti, prescrizioni e norme di comportamento ai gestori delle stesse, così da garantire un'adeguata informazione di tutti i soggetti coinvolti nell'evento che, come sapete, vede l'organizzazione dell'associazione Mojotic. Ora a Lavagna, giro di vite per combattere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Se alcune aree sono già controllate da telecamere mobili, altre saranno monitorate da operatori anche in Borghese, lo fa sapere la commissione straordinaria. Inoltre, in seguito al nuovo contratto di raccolta rifiuti che prevede il porta a porta, i vecchi contenitori impropriamente collocati in strada saranno rimossi per garantire maggiore decoro ed evitare abbandoni. Già avvisati gli amministratori di condominio, ogni condomino dovrà munirsi dei mastelli individuali. In piazza Vittorio Veneto poi si sono ultimati gli interventi per togliere i vecchi interrati che contribuivano a generare una situazione di degrado. Sul fronte dello spazzamento poi ai netturbini comunali sono stati affiancati ulteriori 12 netturbini di una ditta esterna. Infine è in atto la derattizzazione su tutto il territorio comunale ed è stato sfalciato il letto del torrente Fravega. Dall'inizio dell'anno, scrive nella nota il Comune, 193 persone sono state sanzionate per lo scorretto conferimento dei rifiuti. Tuttavia le buone pratiche del resto della cittadinanza ha permesso a Lavagna di raggiungere il 71,5% di differenziata. Il consigliere di Tutti per Lei, Angelo Solari, questa mattina ha protocollato una mozione per chiedere interventi migliorativi in via San Terenziano. In particolare Solari chiede al primo cittadino di mettersi in contatto con il sindaco di Chiavari per trovare una soluzione congiunta, dato che la viabilità di San Terenziano è di competenza di entrambi i comuni. La richiesta è di allargare la strada dal piazzale Sanguineti fino al bivio con via dei Garbuggi e di trovare le risorse finanziarie sia per ripristinare l'asfalto sia per realizzare nuovi posteggi a favore di residenti e commercianti. La pratica sarà discussa nei prossimi consigli comunali.
E ora l'informazione religiosa, veniamo in diocesi. Nei giorni scorsi è stata festeggiata Sant'Anna all'abbazia di Borzone. La festa è una tradizione che con ogni probabilità risale ai primi del Settecento. Il monumento rappresenta un presidio storico importante per il territorio ed è nazionale dal 1910 e a breve partiranno dei lavori migliorativi. La sintesi nel servizio. Nessuno è escluso agli occhi di Dio. È il messaggio che si ricava dalla figura di Anna, la mamma di Maria, festeggiata domenica a Borzone. Ancora oggi la santa, personaggio nascosto di cui si parla poco, testimonia che le vie del Signore sono infinite. Dio usa tutti gli strumenti, anche se sono deboli, anche se sono nascosti, per costruire la sua storia di salvezza. Dio usa anche due genitori anziani dalle quali nasce una bambina scelta da Dio come arca dell'alleanza, come colei che porta nel suo seno il verbo di Dio. Sant'Anna ricorda l'importanza dei nonni e delle persone anziane in un mondo come quello di oggi, ha spiegato padre Attilio Fabris durante la messa, che tende a considerare i vecchi e gli ammalati scarti della società, poiché non più produttivi. Il pensiero appunto dei nostri anziani che possono dare ancora tanto alle nostre famiglie, soprattutto in qualità del senso della vita, del valore della fede, dei valori umani che stanno per essere spazzati via. Alla festa c'era anche l'amministrazione comunale di Borzonasca. All'abbazia di Borzone sono infatti pronti a partire dei lavori nell'ambito del bando nazionale Giubileo della Luce che il comune ha vinto. Abbiamo quindi 100.000 euro da spendere su questa abbazia, riusciremo a migliorare quello che è l'illuminazione, non a caso si chiama Giubileo della Luce, e quindi aumentare ancora la suggestione e il richiamo anche turistico di questo manufatto. Al termine della messa e della processione si è tenuto in abbazia un concerto polifonico. Ad esibirsi l'ensemble di voci femminili Mirice, diretto da Vera Marenco. Il gruppo si fonda sulla conoscenza del repertorio medievale e sulla pronuncia delle lingue antiche. Saranno 140 i giovani del Levante Ligure tra i 15 e i 25 anni che la prossima settimana si metteranno in cammino da alcune località del nostro territorio tra Rapallo e La Spezia in preparazione all'incontro dei giovani italiani con il Papa che si svolgerà l'11 e il 12 agosto a Roma. Appartengono alle diocesi di Chiavari, Genova e La Spezia. Negli stessi giorni si svolgerà un altro cammino nel Ponente Ligure, così come in tutte le altre regioni italiane. Nelle giornate assieme i partecipanti alterneranno il cammino ad ascolti di testimonianze, confronti, momenti di animazione e spazi di incontro con le altre realtà del comprensorio. L'appuntamento per la partenza è fissato lunedì 6 agosto alle 8:30 a Rapallo in piazza Canessa. Martedì 7 è prevista una serata di musica aperta al pubblico sull'Eudo a Sestri Levante. Venerdì 10 si aggiungeranro altri giovani liguri per i giorni finali che culmineranno con il viaggio a Roma. Saranno 350 i ragazzi che si ritroveranno per trascorrere una serata suggestiva a Porto Venere, anche in questo caso aperta a tutti, ma ne parleremo nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Rimaniamo in ambito parrocchiale e prosegue il viaggio di Estate Giovani, la rubrica di Telepace tra le esperienze dei campi estivi in diocesi. La puntata di questa sera, in onda alle 21:10 sul canale 15 di Telepace, ci porterà a Villanoce con i giovani della parrocchia di Santa Margherita di Caperana e a Reppia per il campo dei ragazzi di quarta e quinta elementare del vicariato della Valle Sturla. Ne vediamo un'anticipazione. Qual è il tema del campo? Ma veramente il tema del campo non è che l'abbiamo stabilito, è nato qua, è per te, no? Quello che vi dicevo poc'anzi è un'occasione che comunque viene offerta. E questa è la cosa di sempre della vita, non solo per i ragazzi, ma vale per tutti, insomma, no? La vita è sempre fatta di un'occasione, che il Signore attraverso le persone, attraverso le circostanze, un'occasione che il Signore offre alla libertà delle persone e alla loro intelligenza. Siamo con gli animatori, innanzitutto ci spieghi il tema del campo? Ma questo campo principalmente è organizzato per l'unione di gruppo per i ragazzi, per farli avvicinare ancora di più alla fede cristiana logicamente e per farli passare una bella settimana insieme tutti uniti senza distrazioni esterne logicamente, che poi faremo noi animatori organizzando giochi.
è il tema del campo? Il tema del campo è l'incontro con Gesù, l'incontro tra di noi. E comunque l'incontro che si concretizza poi bene anche in un contesto come quello del campo in cui si sta molto tempo insieme. E sì, infatti cerchiamo di presentare ai ragazzi l'incontro attraverso anche le relazioni che tra di loro hanno intrecciato in questi giorni, anche perché provengono da tutto il vicariato e quindi in gran parte non si conoscevano da diverse parrocchie, quindi penso che in questi giorni abbiano anche approfondito i loro rapporti, anche fatto nuove amicizie, nuove conoscenze. Ora spazio all'economia, come di consueto il giovedì. Oggi parliamo del nuovo bonus verde del 2018 che consiste in una detrazione per chi sostiene spese per la sistemazione delle aree verdi. Per tutte le informazioni i dettagli si possono trovare sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Ma vediamo i dettagli nella scheda della settimana. Del bonus verde è possibile detrarre dall'IRPEF le spese sostenute nel 2018 per vari interventi, ad esempio la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, ma anche la costruzione di coperture a verde e di giardini pensili. Il bonus è rivolto ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili sui quali sono eseguiti i lavori e che hanno sostenuto le relative spese. La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile, ossia il 36% di 5.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali costanti di pari importo, su un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare adibita ad uso abitativo o per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, sino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In questo caso ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono agevolati gli interventi che riguardano l'intero giardino o l'area interessata e consistono nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell'area esistente. Le opere di manutenzione ordinaria dei giardini, come potatura dei rami secchi, acquisto di piante in vaso e così via, non sono quindi agevolate se non fanno parte di un intervento più complesso. È stata anche esclusa l'agevolazione per i lavori eseguiti in economia, cioè nei quali il contribuente acquista direttamente i materiali. Tra le spese sostenute invece sono comprese quelle di progettazione e di manutenzione per l'esecuzione degli interventi. Infine, per usufruire del bonus verde, il pagamento delle spese deve essere effettuato con strumenti idonei a consentirne la tracciabilità, ad esempio bonifico bancario o postale. Cronaca, arresti domiciliari per un operaio straniero di 29 anni pregiudicato chiamato a scontare la pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione per i reati di concorso in sfruttamento della prostituzione e di detenzione ai fini di spaccio di droga, reati commessi nel 2015 e nel 2016. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Rapallo su richiesta della Procura di Genova. Ora la rassegna stampa, poi ci ritroviamo con gli ultimi aggiornamenti. Fuga di mezzogiorno, parafrasando il famoso film degli anni '80, in 16 2 milioni di emigrati, la metà giovani, ripresa dimezzata e 600.000 famiglie senza lavoro. La Smivez rilancia l'allarme sul meridione, da dove vanno via anche gli stranieri, gli ammalati che si possono si curano al nord. Questo è il titolo di apertura della prima pagina di Avvenire. E poi Olimpiadi, candidatura 3 del CONI, cioè Milano, Torino e Cortina d'Ampezzo, ma Milano non ci sta. Caldo record, ecco i piani per gli anziani, in campo comuni volontari e parrocchie. Nomine Rai, va in frantumi il centrodestra, Carfagna, Di Maio e Salvini pensano soltanto al potere e i commissari dell'Ilva dicono per la fabbrica, per l'Ilva a settembre sarà finita la liquidità. E veniamo anche ad altre notizie. Scomparsi tra Calais e Londra, 530 piccoli migranti respinti. La scure di Trump sui profughi, ne saranno accolti solo 25.000. Ma adesso con un reportage andiamo in Calabria ed esattamente a San Luca. Il riscatto passa dalla società civile. La diocesi prende in gestione la megavilla dei boss, servirà per i disabili. Il percorso verso il santuario di Polsi era stato lasciato in disuso apposta per non disturbare le famiglie locali. Ora invece si ripristina e tutti potranno percorrerlo.
Andiamo sul secolo XIX, Toninelli contro la Gronda, il terzo valico, ma c'è l'alte del sottosegretario Rixi della Lega e dice il ministro si è spinto un po' oltre. Insorgono gli industriali, Toti invita il ministro a venire sulla 10 e il PD dice che il governo affossa la Liguria. Caso Rai, bocciatura di Foa, Berlusconi, Salvini KO, anche l'ultimo vertice il centrodestra va a pezzi e il commento di Carlo Rognoni, il passo indietro che la politica non fa mai sulla televisione di Stato. L'inchiesta del Ross, mercenari in Ucraina, 6 arresti, l'indagine anche nel Levante, poi iniziano ad arrivare sul secolo le storie dei cani candidati al premio Fedeltà San Rocco del prossimo 16 agosto, nel Mar Ligure torna la patella ferruginea a rischio estinzione, mentre invece la stazione ferroviaria di Rapallo si trasforma in Green Hub, il progetto pilota in Italia. E poi c'è la notizia del premio, il cosiddetto Nobel, che in realtà è una medaglia della Fields a Figalli, il genio italiano delle bolle. E siamo sul Levante, no agli abusivi e al commercio di prodotti contraffatti. Affissi i primi cartelli della campagna Spiagge Sicure, finanza a livello nazionale dal Fondo Unico Giustizia. Roggero dell'Ascom dice fenomeno dannoso perché è illegale, perché non tutela la salute dei consumatori. E sempre sul Levante, da Sestri Levante, spiaggia di Sant'Anna, il giallo del sequestro infiamma il Consiglio Comunale, interrogazione delle opposizioni, ci sono dubbi sulle aree utilizzate, replica della Giunta, l'operazione di routine con l'ok dell'ARPAL. Andiamo ora sulla pagina Facebook del sindaco di Mezzanego, Danilo Repetto, che pochi minuti fa ha pubblicato questo post. Questa mattina è stato riattivato il ripetitore Vodafone di Montemoggio e così è stato ristabilito il segnale della telefonia nelle frazioni della Valmogliana. Questo risultato, scrive Repetto, è stato ottenuto grazie alla proficua collaborazione con il sindaco di Borzonasca Giuseppino Maschio, e proprio ieri avevamo dato l'annuncio attraverso le parole di Maschio, e anche all'interessamento della responsabile commerciale Vodafone. Dunque il ringraziamento di Repetto che ai cittadini di Mezzanego che con le loro segnalazioni in questi mesi hanno contribuito alla risoluzione del problema, e poi al vice sindaco, al concittadino Fabrizio Boggiano che hanno assistito gli operatori Vodafone nei sopralluoghi. Gli ultimi aggiornamenti ora dalla redazione con Andrea Capitani. A te Andrea. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. La cronaca: c'è stato un incidente stradale questa mattina a Carro, siamo in Alta Val di Vara. Intorno alle 8:45 un'auto si è scontrata contro un'ape. Ad avere la peggio il conducente di quest'ultimo mezzo, un uomo di 67 anni che ha subito un trauma alla schiena. Soccorso dai sanitari del 118 Tiguglio Soccorso e dai militi della Croce Verde di Carro. Stabilizzato, è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero dei Vigili del Fuoco al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova. Illeso invece il conducente dell'altra vettura. È tutta, te la linea. Grazie Andrea, c'è un'ultima notizia di sport. Nell'ultimo provinciale di pesca a Mosca, disputato sul fiume Aveto pochi giorni fa, l'atleta della FIMA Chiavari, Claudio Marino, ha vinto il settore conquistando il pass per accedere al campionato italiano di specialità 2019. La vittoria del settore con 2.230 punti lo ha fatto balzare al quinto posto assoluto, assicurandogli la promozione nel campionato di massima serie. Ecco, lo vediamo nella foto. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale. L'informazione locale torna questa sera alle 19:15 con TG Oggi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.